Le aziende di Conservizi Veneto erogano servizi a 4 milioni di abitanti, tutti gli abitanti del Veneto, perché 24 ore su 24, 365 giorni all'anno i servizi vengono erogati in ogni abitazione di ogni cittadino del Veneto. Servizi idrici, igiene ambientale, trasporto pubblico, fornitura gas. A Padova la 45esima Assemblea Generale di Confservizi Veneti ha fatto il punto sullo stato di salute e le prospettive future delle imprese di servizi di proprietà degli enti locali e a capitale pubblico-privato. Un universo in evoluzione e in salute. Dagli anni 90 realtà piccole, locali e frazionate si sono evolute in aziende di grandi dimensioni, con un fatturato complessivo cresciuto più del 30% negli ultimi 10 anni, che oggi supera i 3.400 milioni di euro. Ormai è chiaro che le società di servizio pubblico che necessitano di investimenti corposi non possono più contare su finanza pubblica, quindi devono ricavare queste risorse o dal loro business o dal mercato, quindi con la quotazione. L'assemblea è stata anche occasione per presentare 2 nuove applicazioni: Geo.works, che consente di dirigere in modo integrato l'istruttoria tecnica e le procedure amministrative legate alla gestione del suolo pubblico, e Da A a B. Per la prima volta in Italia un unico portale permette di pianificare un viaggio con diversi mezzi di trasporto pubblico, dagli autobus al tram ai vaporetti, e con l'acquisto di un unico biglietto. Funziona già in tutto il mondo, in tutto proprio il pianeta, e permette di fare percorsi multi-azienda, quindi agganciare 2 o 3 aziende di trasporto. Credo che faremo un grande servizio a tutta la collettività, ma anche al grande turismo, perché questa applicazione ci permetterà di mappare la movimentazione delle persone nel territorio veneto.